Buon pomeriggio e ben ritrovati alla nuova edizione del telegiornale meridiano di Tele4. Andiamo subito con la cronaca. A fuoco ieri sera un appartamento di via Rossetti all'angolo con via Crispi. Sul posto i pompieri, la polizia locale e la polizia di Stato. Denunciato il proprietario dell'abitazione, ma le indagini proseguono. Il rogo sarebbe doloso. Vediamo. È stato rintracciato nella notte, interrogato dalla polizia, l'uomo di nazionalità italiana che ieri sera avrebbe appiccato l'incendio nel proprio appartamento in una palazzina di via Rossetti al civico 15. Il soggetto, un 45enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato. Momenti di terrore ieri sera dopo le 22:30, quando hanno cominciato a divampare le fiamme sprigionatesi dal secondo piano dello stabile. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco con l'autoscala per spegnere il rogo. Per permettere le operazioni, tutti gli abitanti dello stabile sono stati fatti evacuare. Sul posto anche la polizia locale che ha chiuso la strada. Secondo quanto appreso, come detto, sarebbe stato lo stesso proprietario dell'appartamento ad appiccare l'incendio. Poi l'uomo è fuggito dalla palazzina e poco dopo ha chiamato la polizia raccontando tutto. Sul posto sono arrivate le volanti della questura e gli agenti si sono messi alla ricerca del 45enne, rintracciato alcune ore dopo e interrogato. Il proprietario dell'appartamento incendiato ha raccontato la sua versione alla polizia, che lo ha denunciato. Le indagini però proseguono, ancora al vaglio la posizione del 45enne. E lotta fra la vita e la morte, l'anziana di 80 anni investita ieri mattina in Viale D'Annunzio alle 11. La donna è ricoverata nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata. Sentiamo. Rimane gravissima, in prognosi riservata, la donna di 80 anni che ieri mattina è stata investita sulle strisce pedonali in Viale D'Annunzio. Un impatto violentissimo con un motociclo. La donna è ricoverata nel reparto di terapia intensiva di Cattinara. Secondo quanto appreso avrebbe subito un brutto trauma cranico con emorragie cerebrali. Di fatto l'anziana lotta fra la vita e la morte. Ieri mattina alle 11 l'incidente. Uno scooter e una moto che percorrevano Viale D'Annunzio si erano scontrate e uno dei 2 mezzi era scivolato sull'asfalto centrando la donna che stava attraversando la carreggiata. All'arrivo dell'automedica e dell'ambulanza la situazione era apparsa fin da subito molto grave. L'80enne era stata stabilizzata sul posto, intubata e portata d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Danni lievi per i 2 centauri che sono stati dimessi quasi subito. Sul luogo dell'incidente erano intervenuti anche i pompieri, poiché a causa dello scontro moto e scooter avevano sversato olio motore sull'asfalto. La ricostruzione delle esatte dinamiche dell'incidente è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto anche per chiudere il tratto di strada interessato. Le indagini sono volte ad appurare eventuali responsabilità per quanto accaduto. 3 diportisti, la cui barca a vela rischiava di affondare, sono stati salvati dalla Guardia Costiera al largo di Duino. È successo ieri, poco prima delle 18, nel tardo pomeriggio. Vediamo. La barca a vela rischiava di affondare, ma i 3 diportisti sono stati salvati dalla Guardia Costiera al largo di Duino. Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di ieri. La segnalazione di richiesta di soccorso è avvenuta poco prima delle 18 da parte degli stessi diportisti e immediatamente è stato dato avvio alle operazioni di soccorso, impiegando la motovedetta e il battello costiero. Le 2 unità della Guardia Costiera hanno raggiunto in tempi brevi l'imbarcazione che, ormai alla deriva, rischiava di infrangersi sui bassi fondali a causa delle correnti presenti in zona. Al fine di evitare il peggioramento della situazione sono state subito avviate le operazioni di messa in sicurezza tramite i mezzi a disposizione della motovedetta, scortando nel frattempo l'imbarcazione verso il cantiere nautico più vicino per il successivo alaggio a terra. Le operazioni si sono concluse poco prima delle 19. Puntare su manifattura e industria connesse al porto è l'appello di Massimo Marega, segretario provinciale della CGIL, per rispondere alle crisi, trattenere i giovani sul territorio e puntare allo sviluppo di settori considerati fondamentali per Trieste. Sentiamo cosa ha detto. Che Trieste ha un problema strutturale rispetto a un settore come quello della manifattura e industria che via via si sta depauperando e via via vediamo il rischio della sostituzione di attività che producono, che fanno sostanzialmente prodotto, con attività della logistica che hanno però quelle caratteristiche. Servono risposte alla crisi del settore manifatturiero industriale di Trieste, risposte in termini di occupazione, attrattività, non da ultimo di sviluppo. È l'appello lanciato dal segretario provinciale della CGIL, Massimo Marega, ospite nei nostri studi. L'analisi punta a evidenziare come Trieste non possa fare a meno di questo settore. Noi non abbiamo nulla contro la logistica,
però sappiamo che la logistica, anche per voce ad esempio dello stesso Zeno D'Agostino, ha una caratteristica che impiega sostanzialmente poco personale, cioè il valore aggiunto della manifattura e dell'industria è che ha un moltiplicatore di attività e attiva una serie di altri settori sicuramente in maniera molto più alta rispetto a quello che fa la logistica, e dal punto di vista occupazionale dà una miglior risposta. Quindi noi pensiamo che sia giunto il momento a Trieste di poter parlare in maniera seria, larga e predisporre dei tavoli anche istituzionali rispetto a quale futuro alla manifattura e industria a Trieste. Oggi siamo ampiamente sotto il 10% del PIL prodotto da parte di questo settore. Lavorare su manifattura e industria a Trieste anche per trattenere i giovani sul territorio e quindi evitare il fuggi dalla regione verso altre realtà più attrattive all'estero. Dunque la connessione con il porto per pensare a uno sviluppo industriale e manifatturiero integrato con il settore d'eccellenza di Trieste. Ecco, noi sulla linea prodotta diciamo dalla precedente gestione noi ci ritroviamo. Io penso ad un porto che non necessariamente punti solo e esclusivamente ad aspetti commerciali. Abbiamo visto oggi che c'è qualche problema rispetto alla movimentazione dei container eccetera. Forse il futuro del porto non è solo dentro al porto, cioè ci sono altre attività che altri scali internazionali, penso Marsiglia eccetera, stanno mettendo in campo. Abbiamo alcune caratteristiche che ci possono fornire diciamo, la possibilità di investire anche in nuove tecnologie, anche all'interno naturalmente delle aree portuali e non. C'è tutto il tema delle aree retroportuali che sono estremamente interessanti. Io penso a un'integrazione insomma, fra la logistica integrata del porto, ma anche naturalmente rispetto alla trasformazione di prodotto, un po' come è successo ad esempio per la BAT. Va benissimo quell'operazione e le operazioni che noi auspichiamo. Bene, siamo pronti a collegarci con la sala operativa della Polizia Locale per il consueto appunto collegamento, il punto della situazione di quello che è successo in città questa mattina fino adesso. Con noi Lionello Schillani, ispettore superiore della Polizia Locale al telefono, che saluto, ringrazio e rivolgo un saluto ovviamente anche a tutti i suoi colleghi. Schillani, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, innanzitutto la mattinata è abbastanza tranquilla, interventi di routine. Siamo naturalmente interessati dal campionato italiano nazionale juniores di ciclismo. La manifestazione è partita regolarmente questa mattina, abbiamo avuto dei piccoli rallentamenti per il passaggio dei ciclisti, qualche piccolo incidente sui viali Miramare, ma tutto si è risolto. Attualmente la corsa sta per entrare di nuovo in comune, quindi a breve i ciclisti scenderanno la strada del Friuli, quindi tra poco questa direttrice verrà chiusa, dopodiché scenderanno via Pararolo, via Miramare, entreranno in Porto Vecchio, faranno tutte le rive per ritornare in Piazza Libertà, saliranno verso la via Udine per ripercorrere via Perarolo, via Miramare e terminare in Porto Vecchio. Quindi diciamo che da adesso fino alle ore 14:15 circa tutte queste vie che hai citato verranno interdette alla circolazione, ci sono i movieri, il nostro personale per chiudere queste vie. Naturalmente sulle strade del Friuli appena passato verrà riaperta, invece le altre rimarranno chiuse fino a fine manifestazione. Quindi diciamo fino alle 14:15 ci sarà un momento diciamo di blocco di viabilità in città per la fine di questa manifestazione. Per quanto riguarda il pomeriggio sera ho due manifestazioni, una in particolare una processione religiosa, il Corpus Domini, che percorreranno i fedeli la via San Spiridione, che usciranno dalla chiesa di Sant'Antonio, percorreranno la via San Spiridione, via Mazzini Roma, Piazza della Borsa, Canal Piccolo, Tomaseo, Rive e termineranno in Piazza Unità. Quindi va da sé che ci saranno dei rallentamenti. Inoltre dalle 19:45 alle 20:30 verranno chiuse le rive da Mercato Vecchio a via Milano, appunto per permettere la processione dei fedeli. Inoltre ricordo che in serata c'è sempre la manifestazione del TRISC, quindi le modifiche e la viabilità sulla via Marchesetti, fare attenzione, c'è senso unico a scendere da via Marchesetti verso via dei Mille, quindi chi sale a Marchesetto obbligo di svolta a destra in via dei Mille. E per domani mattina devo anticipare che per un cedimento della condotta idrica in viale Miramare, appunto all'altezza di Cede San Mare, verrà fatto uno scavo urgente da parte della Cegas, quindi ci sarà un senso unico alternato regolato da movieri o semaforo. Non so dire l'entità dello scavo, speriamo che sia ridotto, dovrebbe essere tutto fatto in 4 giorni, questo è quanto previsto. Va da sé che visto la stagione estiva creerà dei rallentamenti in zona. Altre cose, se ci sono domande restituirei la linea. Grazie a Lionello Schillani, grazie ispettore, buon lavoro a lei e a tutti i suoi colleghi, arrivederci. Sì, anche lei un buon weekend a tutti i telespettatori.
Grazie come sempre alla Polizia Locale per il completo collegamento, appunto avendo illustrato dai cantieri alle situazioni in città e le manifestazioni in corso. Noi parliamo di estate, un'estate torrida a Trieste, temperature ancora in aumento nei prossimi giorni, forse anche nelle prossime settimane. Il caldo non ci dà tregue. Abbiamo fatto il punto della situazione con il previsore dell'ARPA Osmer Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Visalli. Ecco che giorni di caldo saranno, che estate sarà soprattutto a Trieste. La situazione in questo momento, questo caldo ci darà tregua prima o poi? Ma allora, la situazione in questo momento vede ancora l'anticiclone di origine nordafricana presente su tutto il Mediterraneo, quindi comprende anche il nord Italia, e quindi determina l'afflusso di correnti secche e anche calde, progressivamente più calde verso la regione. La situazione per la prossima settimana vedrà un ulteriore aumento delle temperature con valori non eccezionali, ma comunque piuttosto calde per il periodo, con caldo che diverrà ulteriormente più afoso. La giornata di domani, quindi lunedì, vedrà un passaggio di una coda di un fronte che passerà principalmente sull'Europa centrale, quindi si avrà qualche temporale sulla zona montana che potrà sconfinare verso la pianura, però non è previsto un ricambio d'aria, quindi non è previsto un calo termico. Successivamente l'anticiclone si rinforzerà soprattutto appunto da martedì, con temperature che raggiungeranno il picco probabilmente tra mercoledì e giovedì, quando sulla pianura si potrebbero raggiungere i 34-35 gradi, forse anche localmente 36, e sulla costa invece si raggiungeranno i 32-33 gradi. Sarà un caldo più afoso, con tassi di umidità che aumenteranno, quindi il disagio sarà moderato su pianura e sulla costa. Poi venerdì è previsto invece l'arrivo di un altro fronte, ancora c'è molta incertezza, ma le temperature potrebbero diminuire leggermente nuovamente a causa di qualche temporale. Poi però successivamente nel fine settimana le temperature riprenderanno ad aumentare, quindi il caldo non mollerà facilmente la presa. Possiamo fare un punto proprio su Trieste? Ma allora, sostanzialmente per i prossimi giorni, brevemente, domani, cioè lunedì, avremo a Trieste bassa probabilità di piogge, i temporali dovrebbero appunto fermarsi sulla pianura friulana, quindi l'estate sostanzialmente continuerà ininterrotta. Poi appunto nel corso dei giorni successivi il caldo aumenterà anche lì, le temperature massime probabilmente raggiungeranno i 32-33 gradi, ma sarà di notte che le temperature aumenteranno di più, perché le minime probabilmente tra mercoledì e giovedì non scenderanno al di sotto dei 25-27 gradi, quindi la sensazione di disagio da caldo, pur non essendo eccezionale, comunque sarà significativa, soprattutto appunto di notte. Poi probabilmente i temporali di venerdì e sabato potrebbero raggiungere anche Trieste, dando un lieve sollievo appunto dal caldo, ma che sarà temporaneo, perché le temperature, come detto prima, tenderanno di nuovo ad aumentare nel fine settimana successivo. Va bene, l'ha già fatto il dottor Visalli, ma lo facciamo anche noi in studio, così facciamo vedere meglio anche la pagina dell'Osmer che riguarda le previsioni meteo di questi giorni. Come potete vedere e come citato dal previsore Visalli, l'anticiclone lascerà spazio al passaggio di un veloce fronte che favorirà instabilità atmosferica. Da martedì di nuovo il rinforzo dell'anticiclone di origine africana, che porterà tempo stabile e quindi il caldo in aumento. Oggi cielo sereno pressoché un po' dappertutto, domani sulle zone montane, in pianura invece possibilità di qualche temporale sparso, rimane sereno con qualche nuvola sulla costa, temperature minime molto alte fino a 25 gradi, le massime oltre i 30, la giornata analoga più o meno quella di martedì, con un rasserenamento su tutta la regione, tempo caldo, e mercoledì appunto anche qui temperature minime che si alzano fino ai 26 gradi, mercoledì 25 giugno, le massime fino ai 32, ma poi sappiamo che i gradi percepiti sono maggiori. Sulla pianura si raggiungeranno anche i 35 gradi, torna un po' di instabilità giovedì 26 giugno, ma sostanzialmente su tutta la regione farà molto caldo. Ci fermiamo per questa edizione, torniamo questa sera con le notizie alle 19:30 e quindi buon pomeriggio.